Donazzan è pronta ad appoggiare un'azione legale collettiva. Una voce autorevole si aggiunge al coro dei cittadini esasperati per i disservizi delle ferrovie. L'assessore regionale all'istruzione e al lavoro Elena Donazzan si mette alla testa dei pendolari bassanesi e dell'intero comprensorio che stanno organizzando una class action per porre fine ai disagi che vivono quotidianamente, in particolare sui binari fra Bassano e Venezia. Ieri, ad esempio, senza preavviso alcuno, è stato soppresso il treno delle 17:27 da Venezia, mentre oggi non si è vista traccia di quelli delle 7:19 e delle 9:09 da Bassano, treni utilizzati quasi esclusivamente da lavoratori e studenti. Una situazione inaccettabile che si protrae da anni e che ha visto nascere anche un comitato di viaggiatori scontenti. A quanto pare non dovranno più bussare alle porte di Palazzo Balbi, se è proprio la Donazzan a dichiarare che lei stessa ha sollecitato più volte il collega Renato Chisso ed è giunta alla conclusione che non è nelle capacità della Regione risolvere il problema. E allora Elena Donazzan si schiera con chi protesta e annuncia il suo impegno attivo nel promuovere un'azione legale collettiva, forse l'ultima speranza per i delusi della rotaia. La cronaca, ladri in azione nel magazzino di una impresa